Siamo qui appunto per manifestare il nostro intento di preservare, di tenere dei posti di lavoro in questa azienda, perché l'azienda comunque è un'azienda sana. Ci comunica diciamo, il licenziamento o comunque la chiusura del sito semplicemente perché vuole trasferire le produzioni, e di questo non vogliamo per forza, a tutti i costi, diciamo, rinunciare a questa nostra protesta. I dipendenti della AkzoNobel di Peseggia di Scorzè non mollano e oggi insieme ai sindacati hanno organizzato un volantinaggio davanti alla stazione di Mestre per poi recarsi in corteo in via Camarcello, dove si è svolto il tavolo cui hanno preso parte i vertici aziendali, l'assessore regionale Donazzan e il sindaco Marcon. A rischio ci sono 50 famiglie perché la AkzoNobel, leader mondiale nelle vernici per legno, ha deciso di spostare la produzione all'estero. Durante l'incontro l'azienda è rimasta ferma nella sua posizione. Da qui la proposta dei sindacati di pensare ai lavoratori non solo in termini economici. La possibilità di far insediare quel sito produttivo da altre aziende che potrebbero essere interessate, magari, visto che l'azienda è sana, ha i macchinari buoni e ha soprattutto le professionalità con decenni di esperienza, di rilevare l'attività e proseguire così nell'occupazione e nelle attività del settore. I sindacati confidano che l'azienda possa dar loro una risposta domani, nell'incontro che si svolgerà con Confindustria. Intanto il Consiglio metropolitano, riunitosi in mattinata a Cacorner, ha approvato all'unanimità una mozione promossa dai consiglieri di maggioranza e opposizione e condivisa anche dal primo cittadino, impegnandosi ad avviare una serie di interlocuzioni a livello regionale e ministeriale per scongiurare la delocalizzazione.